Bene. Sì. Che possiamo cominciare. Va bene, allora. Buonasera, grazie per essere qui a questo ultimo appuntamento del ciclo Politiche di carta, immagini e manifesti che fecero l'Italia repubblicana, ciclo di 5 incontri che ci ha portato verso, diciamo, diversi episodi, ecco, della cultura cartellonistica politica italiana, a partire dalle elezioni del 47-8 abbiamo attraversato, no, questioni iconologiche con l'iconografia dell'Italia, abbiamo visto il problema dell'immagine della donna nella cartellonistica politica, abbiamo cercato di capire quale fosse il portato anche del futurismo nella, diciamo, concezione stessa di una campagna politica come quella del 46, poi quella del 48, dal punto di vista della esuberanza iconica, no? Abbiamo parlato molto spesso, ecco, di questa riscrittura della città a colpi di manifesti, che succedeva veramente così, ecco, le pareti si trasformavano in grandissimi schermi iconici, quindi che debito c'è verso il mondo futurista in tutto ciò, anche dal punto di vista dei temi talvolta. Debito complesso che è stato discusso la volta scorsa e oggi, conclusione, ma che di fatto è un'apertura, direi, a prossimi approfondimenti, appuntamenti, e speriamo che ce ne siano tanti. Vorremmo entrare in maniera diretta su una questione che credo sia fondamentale, cioè d'accordo, abbiamo visto le dinamiche iconologiche e storiche di tutto questo fenomeno, ma qual è il rapporto di questi pezzi di documentazione iconica con l'estetica? Che rapporto c'è fra la categoria di opera d'arte e la comunicazione politica? Rapporto o questione, direi, che talvolta lasciamo a margine perché, no, la funzionalizzazione della comunicazione ci fa perdere di vista poi eventuali valori appunto artistici, ma che invece, come vedremo oggi, è decisiva, è fondamentale anche proprio per una rivalutazione di tutto questo patrimonio. E allora, per concludere, per farci aiutare in questo approfondimento, questa sera direttore della sezione regionale Musei Veneto, è stato colui che da subito ha incoraggiato questo progetto, in quanto appunto direttore e responsabile di tutto questo sistema, entro cui sta anche il Museo Nazionale Collezione Salci. Ha incoraggiato il progetto, l'ha seguito passo passo, si è coinvolto nella ricerca e ha curato, insomma, assieme a me anche questo percorso di comunicazione al pubblico. Daniele Ferrara è già stato funzionario presso soprintendenze museali a Roma, in Molise, ora appunto è direttore regionale, dicevo, dei Musei del Veneto, ma ha al suo attivo una amplissima attività di ricerca che si concentra su questioni storico-artistiche e iconologiche, coprendo un arco temporale che va dal Medioevo al contemporaneo. È proprio la chiave dell'iconologia che gli permette di porsi problemi trasversali, ecco, tra epoche e fenomeni storico-artistici e culturali. Ha dedicato molto interesse al problema del fenomeno estetico del manifesto novecentesco, coinvolgendosi, anzi ideando, no, l'operazione di Matera, l'esposizione appunto, dedicata al futurismo e non solo, e all'interno del nostro progetto, ecco, ha deciso di focalizzarsi esattamente su questo che sarà il problema di oggi, il manifesto opera d'arte nella comunicazione politica italiana. Senza altro indugio gli lascio la parola e lo ringrazio. Buon pomeriggio, ringrazio Francesco Trentini per questa introduzione e presentazione.
Beh, sì, allora il Museo Salce è, come dire, una galleria degli specchi della società italiana e non solo italiana tra fine 8 e per tutto il Novecento. Quindi va da sé che anche questo tema appunto delle politiche di carta, nato da un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2021 sul centenario della fondazione del Partito Comunista, ecco, avesse suscitato il nostro interesse, e siamo grati a Francesco Trentini appunto per aver elaborato un progetto che poi si è meritato, diciamo, un finanziamento col quale abbiamo coinvolto e collaborato appunto con l'Università Ca' Foscari, l'Università di Roma 3, la Fondazione Gramsci, e abbiamo potuto far lavorare anche dei giovani storici, dei giovani ricercatori appunto su fronti diversi. È un lavoro che sta continuando, adesso siamo nella fase finale, appunto dovrà tradursi in una pubblicazione che raccolga appunto questi studi, ma appunto fra gli adempimenti del bando c'era anche questa appunto attività di divulgazione in presenza, in remoto, appunto per dar conto di queste ricerche. Il tema è appassionante, diciamo, perché, come dire, ecco, il manifesto, e andiamo subito a parlarne, appunto, ecco, intendersi il manifesto pubblicitario come opera d'arte. Allora, sembra assodato, ma in realtà, come dire, è ancora oggi sembra, è un genere facile, no? Quello delle esposizioni, appunto, delle affiche pubblicitarie, ma sembra scontato quindi, ma per molto tempo non è stato così. Fino a tempi recentissimi l'oggetto manifesto era ritenuto comunque secondario. Riflettevo fra me e me, adesso guardo la collega Pasqualini, ma sarà anche un motivo per cui ci è voluto sono voluti quasi 60 anni, no? Per arrivare alla realizzazione, no? Di un museo dedicato appunto alla collezione Salce, donazione appunto che avvenne nel 1962, e siamo riusciti ad aprirlo ovviamente dopo un'operazione che poi è partita per l'acquisizione appunto di questi spazi demaniali qui e a San Gaetano, diciamo negli anni 2000, no? Con i colleghi che ci hanno preceduto, Soragni, Marta Mazza, Luca Magliuoli. Quindi ecco, sono operazioni abbastanza cioè, recentissime, vorrei dire. Ecco perché questo ovviamente le incombenze sono tante, però insomma vorrà pur dire qualcosa, no? Diciamo così, vuol dire che c'era qualcosa di comunque di più prioritario rispetto appunto a questa collezione importantissima appunto del nostro patrimonio nazionale, e noi posso dire che siamo ben lieti di essere richiesti dappertutto e anche di ispirare, diciamo, iniziative di pregio e interessanti. Allora, leggerò, ecco, magari ecco, poi infamezzerò con qualche commento, ma sperando di essere breve, e chiedo a Francesco Trentini se vede che sforo, vabbè, tanto se vedo che poi sto parlando alle sedie vuote, è arrivato il momento, diciamo così. Allora, sembrerà strano, ma uno dei simboli della modernità ripropone con forza il rapporto antico tra artista e committente, tra forma e funzione, forma e significato. Concetti che si erano persi col tempo attraverso l'accademizzazione e la progressiva autonomia dell'arte e la contestuale marginalizzazione delle cosiddette arti minori, con un pregiudizio duro da scalfire e ribaltare, in quanto legate al mestiere e ai meccanismi industriali. La cartellonistica fu soggetta a tali pregiudizi. Molti degli artisti che vi operarono erano attivi in settori collegati dalla grafica, in produzioni editoriali di ampia e diffusa fruizione. Diversi si specializzarono mentre altri alternarono esperienze nel settore con quelle della pittura e nella decorazione, anche perché costituiva, questo della cartellonistica, un ambito di possibile e facile guadagno.
Certo è che attraverso i cartelloni gli artisti erano a stretto contatto con il pubblico perché creatori di immagini immediatamente impattanti sulle diverse fasce sociali, da quelle più abbienti a quelle emarginate con difficile accesso alla cultura. Ognuno con il proprio stile aspirò a realizzare opere adeguate a rappresentare il progresso, la modernità e la nuova identità italiana. La libertà dell'arte aveva causato anche il suo dorato confinamento. Scriveva Hegel che, per quanto splendide le effigi degli dei greci si possano sembrare, qualunque sia la dignità e la perfezione che possiamo trovare nelle immagini di Dio Padre, di Cristo e della Vergine Maria, tutto ciò è inutile. Le ginocchia non le pieghiamo più. Hegel veniva così citato dallo storico dell'arte Edgar Wind per affermare come lo scopo del Cristo morto adorato dagli angeli di Manet, a differenza dello stesso soggetto dipinto da Mantegna, non era quello di fare inginocchiare qualcuno, era stato fatto per una galleria, non per una chiesa. Manet voleva che fosse ammirato come pura pittura. Nello specifico del cartellonismo, finanche Vittorio Pica, uno dei principali promotori di questa specialità artistica sulle pagine di Emporium, nel descrivere la decadenza che a suo parere caratterizzò la cartellonistica francese dopo la sua nascita, accennò al divario tra forma e contenuto. Molti illustri artisti vi si dedicarono marginalmente e si osserva, cito, che gli affissi da loro ideati sono fatti più per parlare alla mente con la distribuzione teatrale della scena e con gli atteggiamenti comici o patetici delle figure, che per accarezzare gli occhi con l'armonia sapiente delle linee e dei colori. Con Jules Chéret, Pica vedeva iniziata davvero l'arte cartellonistica, una forma nuova di arte decorativa, scriveva, adatta più di ogni altra alle esigenze industriali moderne e destinata a chissà quali meravigliosi sviluppi nell'avvenire. E in essa sempre più artisti troveranno, cito ancora, i caratteri essenziali che differenziano recisamente il cartellone così dal quadro come dalla vignetta, primi fra tutti la sintetica semplificazione della linea e il contrasto violento di poche tinte. Molto positivo il giudizio su Toulouse-Lautrec, ispirato nei procedimenti dagli impressionisti, a loro volta ispirati dagli artisti giapponesi, come ad esempio per il taglio delle figure a metà, così come la visione le presenta. Distingueva Pica un altro gruppo di artisti che, volgendo le spalle alla quotidianità, hanno invece domandato all'antichità, al simbolismo mistico o al romanticismo medievale la ispirazione per i loro cartelloni. Puvis de Chavannes, Maurice Vallière-Dumas, Carlo Schwaber. Di un manifesto di quest'ultimo per il Salon de la Rose-Croix, il collezionista Ernest Mandrillon scrisse del simbolismo semplice e chiaro, come conveniva per un affisso, cioè l'influsso dei perarfelliti inglesi, eccetera, eccetera. Eppure spesso trapelò l'attenzione al soggetto, emerse il peso dato dagli artisti alla sintesi simbolica dell'immagine, capaci quindi di insistere e spaziare dal mondo classico e da quello della leggenda e dell'allegoria alla vita moderna di tutti i giorni, contemplata ora con simpatica benevolenza, ora con occhio umoristico. Valori formali e significati simbolici sono parte dunque di una valutazione d'insieme, sebbene prevalga nella critica di Pica l'attenzione verso la forma, pur essa significativa di una mentalità, di un sentimento dell'artista che può esprimere nello specifico approccio culturale. Trattasi di una dualità che caratterizzò a lungo il dibattito culturale internazionale italiano nelle diverse discipline umanistiche e nello stesso ambito artistico. Dibattito che ancora permane tra le diverse opinioni, tra cui quella stimolante di Gillo Dorfles, che fra l'altro affermava: l'arte mira a pubblicizzare se stessa, mentre la pubblicità, attraverso l'arte, pubblicizza un prodotto. Quindi una distinzione appunto tra arte e pubblicità, ben precisa. Tra 8 e 900 la fusione tra i due ambiti della cultura visiva, come visto, fu recepita e ribadito nell'ambito dell'operatività artistica. In maniera superficiale fu accolta dalla critica di Pica, pur attenta al fenomeno del cartellonismo, ma come indotta a forza dalla natura stessa del manifesto. Abbiamo visto il primo manifesto appunto di Metelikovic con Fisso l'idea. Non mancarono posizioni interessanti sul tema, profonde anche se sparse,
da parte di alcuni intellettuali impegnati nel dibattito tra politica e filosofia, come fra poco vedremo con Antonio Gramsci. Non casualmente ne rimase fuori la storiografia artistica per il condizionamento dell'estetica di Croce. Nella fase di avvio della nuova Italia, gli artisti impegnati nella pubblicità li vediamo muoversi fra classicità e modernismo, fra rappresentazione frequente del nudo e infinite variazioni degli elementi stilistici liberi. Le sfumature sono diverse perché il nuovo mezzo del cartellone, per la finalità pubblicitaria, non un limite, ma una sollecitazione, determinava ogni volta uno scatto di originalità. E questo è un altro aspetto che è proprio insito nella natura del manifesto. Alla comunicazione governativa che prese forma e che vide nella Italia Turrita una delle iconografie principali, nella conferenza di Giovanni Berardelli ce ne ha fornito un'ampia rassegna. Questa è una immagine celebrativa del 25° anniversario della breccia di Porta Pia. Rispose quella delle forze politiche di opposizione che si rivolgevano anch'esse alle masse. Importante fu la grafica prodotta dai socialisti. Vediamo come in questo ambito politico, evidentemente a fronte di una pressione visuale insistente su ben individuate figure, come quella appunto della Italia Turrita, si ravvisasse la necessità di rispondere sullo stesso piano per comunicare con i cittadini, con il popolo. La diffusione nell'immaginario collettiva voluta dalla classe governativa di una figura femminile bella, florida, forte, che suggerisse rassicurazione, fu tale che non sfuggì a una osservazione successiva di Gramsci nei quaderni del carcere, ove, sicuramente sulla base delle proprie esperienze visive, nacque nel 1891, se pensiamo alla Esposizione Universale di Roma del 1911, dove c'è un repertorio vastissimo di produzione iconografica, lo studioso, il giornalista aveva 20 anni. Ecco, Gramsci avrebbe meditato e scritto su questo punto, collegando l'esemplificazione visiva della, cito, bella matrona delle oleografie popolari, influenti queste più che non si creda nella psicologia di certi strati del popolo, scriveva Gramsci, positivamente e negativamente, ma sempre in modo irrazionale, come la madre di cui gli italiani sono i figli. Ecco, collegava questo alla storia come biografia nazionale, ovvero al modo di scrivere la storia che comincia col nascere del sentimento nazionale ed è uno strumento politico per coordinare e rinsaldare nelle grandi masse gli elementi che appunto costituiscono il sentimento nazionale. Queste erano valutazioni postume di Gramsci scritte durante il carcere, ma è evidente appunto per ragioni anagrafiche ed esperienze appunto hanno un significato di testimonianza. Dunque, strada obbligata per i socialisti nella comunicazione visiva era quella di trovare soluzioni figurative alternative a quelle governative o della destra, o della stessa comunicazione commerciale, come in questo caso, di un cartellonista che si firma con la sigla EG, qui al Museo Salce, che spesso traeva spunto da quella ufficiale, come in questo caso appunto è una campagna commerciale riguardante appunto delle assicurazioni. È ravvisabile una convergenza sulle scelte estetiche di base, dalle tipologie dei personaggi alle decorazioni, che potessero esprimere idea di energia, forza, riscossa, ovviamente con attributi caratterizzanti il diverso ambito politico. Ciò vale almeno per la cartellonistica ed è evidente come questa incrociasse gli altri ambiti della produzione figurativa corrispondente o prossima agli ideali socialisti. Vedremo un esempio fra breve. Vediamo appunto una rassegna anche cronologica. In diverse opere grafiche con diversa funzione ma di ampia diffusione appare la figura femminile col berretto frigio, vestita di rosso, vigorosa, è l'alternativa repubblicana fatta propria dai socialisti alla Italia monarchica. Inevitabile il collegamento alla Marianna della Rivoluzione francese. Se l'Italia osservabile nelle immagini prodotte dalle commissioni governative ha un significato iconico, ecco che la donna che identifica il socialismo è dinamica, marciante, attiva, come si vede appunto in questo manifesto per l'abbonamento dell'Avanti del 1897-1898. L'Avanti era il quotidiano socialista fondato nel 96. E accanto ci mettiamo
un esempio francese appunto di rivista di impegno politico e sociale, Le Petites Sous, con questo manifesto appunto del 1900 circa, dove torna appunto, come vedete, una Marianna che guida appunto gli sfruttati, i proletari, e qui appunto particolarmente attiva, no, con queste catene, diciamo, spezzate. Ed è diversa ovviamente anche dalla Marianna ufficiale, quale fu disegnata ad esempio nella copertina della Tribuna Illustrata in occasione di una visita dei reali italiani in Francia, sulla copertina della Tribuna Illustrata del 1903. Qui ovviamente appunto più una statua classica, no? Con questo abito così fluttuante, no? Leggero, che accoglie appunto la Italia turrita. Di Anonimo è questo interessante manifesto che poi è stato anche esposto, diciamo, fra gli esemplari tirati fuori appunto dal deposito Salce, e qui siamo ancora appunto con l'abbonamento per l'Avanti del 1898-1899. È interessante per i riferimenti alla storia della pittura che contiene, coerenti con la metafora delle sorti del proletariato, visto come la barca nella tempesta condotta verso la salvezza. L'uomo che si staglia di spalle, eretto sulla barca in balia delle onde, volto verso l'orizzonte col braccio alzato e il fazzoletto, richiama il personaggio in simile atteggiamento nel celebre dipinto di Géricault nel Radol de la Méduse. Gli autori appaiono al corrente delle più recenti influenze internazionali e in grado di recuperare e elaborare elementi figurativi del giapponismo diffuso in Europa e in Italia. Sono individuabili l'ampio orizzonte col sole nascente, la campitura dell'orizzonte dorato e, nell'ambito del paesaggio marino, ove è presente il tema della potenza della natura e la fragilità dell'uomo, dalle stampe di Hokusai, di Hiroshige, la graficizzazione dell'onda, che, pur non artigliata come nei modelli giapponesi, minaccia l'equilibrio della barca, spinta dai due robusti rematori. Tuttavia, forte e incurante della minaccia, resiste l'uomo che agita il fazzoletto rosso a salutare il radioso avvenire, in piedi, stagliato quasi con effetto di silhouette sul fondo. E a questa data, ovviamente, ecco, questi stilemi, diciamo così, erano molto diluiti, no? Molto diffusi, erano veramente delle cifre stilistiche, diciamo così, dei motivi decorativi che molti artisti, molti grafici appunto desumevano dalle stampe giapponesi note, conosciute o in originale oppure anche in riproduzione attraverso le riviste. Di Gabriele Galantara, che è un noto vignettista e socialista, è questo manifesto sempre appunto per l'abbonamento dell'Avanti, ma dell'anno successivo, 1900-1901. Galantara, insieme a Podrecca, nel 1892 a Roma fondò appunto il settimanale satirico molto importante, famoso, L'Asino. Modello importante di questo manifesto è il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, opera che ebbe una preparazione complessa, cominciata nel 1891 con il bozzetto degli ambasciatori della fame, proseguita poi con il cambio di titolo Fiumana e completato poi lo studio fra il 1898 e il 1901 come Cammino dei lavoratori. La tela, completata appunto nel 1991 e presentata al pubblico alla Quadriennale di Torino, ebbe il titolo appunto del Il Quarto Stato. Alla Quadriennale fu presentata nel 1902. È interessante il richiamo perché si comprende come l'ambiente culturale socialista avesse individuato pressoché in simultanea con l'uscita del dipinto un'opera iconica, Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, appunto. Ciò nonostante il mancato successo nelle manifestazioni ufficiali e l'essere stato ignorato dai possibili acquirenti pubblici. Giovanni Cena, poeta e scrittore, subito dopo la Quadriennale, predisse però che è una cosa che resterà e che non ha paura del tempo, perché il tempo le gioverà.
E infatti attraverso la stampa socialista e numerose riproduzioni divenne l'immagine che tutti conosciamo. Qui vedete appunto a mostrarne la diffusione, appunto anche queste cartoline, no, che venivano allegate appunto a volte nei periodici, no, nei settimanali, in questo caso appunto L'uomo che ride, rivista di Voghera, diretta da Ernesto Maiocchi, amico appunto del pittore. Qui, ecco, entriamo in un altro ambito, diciamo così, figurativo, che è quello appunto delle figure, dei nudi che nascono appunto da una solida base accademica e che poi appunto vengono interpretati in diverse maniere. Questa di Mataloni, importante grafico romano, poi molto attivo per le officine grafiche Ricordi di Milano, e che fu individuato da Pica come uno dei principali innovatori italiani appunto dell'arte del manifesto. Ecco, lo vediamo qui negli immediatissimi inizi del Novecento, al servizio appunto di questa rivista il socialismo, con questa soluzione, questa interpretazione molto interessante e sicuramente meno accademica appunto di altre che vedremo fra breve. Da sottolineare, 1898 Mataloni fu uno dei maestri nella grafica appunto di Umberto Boccioni, che ebbe importanti esperienze, come poi anche fra breve vedremo. E qui, ecco, torniamo appunto, come abbiamo visto la figura della Marianna, no? Rispondere alla figura appunto della Italia turrida, o di quelle tipologie femminili assai floride. Ecco, anche, come dire, nella iconografia diciamo dei soggetti maschili, ecco, c'è questo, il tema della forza, della energia, quindi queste figure erculee, possenti, michelangiolesche per certe interpretazioni, ecco, le ritroviamo anche nell'ambito socialista. Qui ovviamente ricorre, adattate ovviamente ai temi, e tema appunto ricorrente è questo spezzare appunto le catene, no? della schiavitù, dello sfruttamento, eccetera. Qui questo cartellonista Miani, non ne conosciamo il nome di battesimo, si firma con la P iniziale della P Miani, e siamo sempre appunto per l'Avanti, 1901-2, con questa figura qui interessante il contrasto, diciamo così, cromatico, no? È un monocromo, quindi tende a dare questo effetto veramente scultoreo alla figura, che però poi contrasta, ecco, con questo sfondo, diciamo così, di alba, no? Che in prospettiva, no? Riempie il cielo e rompe quindi, ecco, la tenebra sovrastante. Ovviamente la falce e il martello erano simboli dei socialisti, quindi ricorre anche appunto il tema del fabbro, no? In quest'altro manifesto appunto sempre per l'Avanti, anche qui il nudo possente, no? Muscolature, no? Michelangiolismo, ecco, però cose appunto che fanno da pandan, no? a figurazioni anche di tipo ufficiale. Qui invece è diversa, perché c'è un volto in primo piano, tratti duri, forse un ritratto o forse simbolico della fatica dei lavoratori che poi si vedono seguire, diciamo, questo primo piano, no? Ed è proprio questa inquadratura, diciamo, in primo piano che impressiona e fa pensare a un ritratto, ma da prime ricerche non è emersa nessuna, diciamo, identificazione. Ecco, che devia un po', va a comporre, ecco, questa varietà, diciamo così, nelle iconografie dell'ambito socialista. Appunto, se ne percepisce una pluralità di soggetti, di linguaggi,
E questa varietà trova conferma poi in quel crogiuolo, diciamo, di creatività che è l'Avanti della Domenica, settimanale uscito tra il gennaio del 1903 e il marzo del 1907, pubblicato come supplemento del quotidiano puntando a fare concorrenza alla Domenica del Corriere. Il settimanale divenne poi autonomo dal quotidiano per grafica, contenuti e fu uno dei periodici illustrati di maggior successo, diretto da un giovanissimo Vittorio Piva, non Picca, 28enne. Vi scrissero Margherita Sarfatti, Giovanni Cena, già citato, Edemondo De Amicis, anche Gabriele D'Annunzio, e fu una palestra per molti giovani artisti, fra questi Boccioni, lo vedremo fra brevissimo, Gino Severini, Mario Sironi, disegnatori satirici e caricaturisti come Enrico Sacchetti, Filiberto Scarpelli, il citato Galantara, grafici come Luigi Dal Monte Casoni, Giorgio Chener, Vespasiano Bignami, Domenico Baccarini. Ecco che, a proposito appunto, questa è una copertina di Ramos dell'Avanti della Domenica. Ecco la copertina che nel 1905 fu disegnata da Umberto Boccioni, con questa automobile in corsa, vedete appunto raffigurata non per intero, ma tagliata, diciamo così, un po' come, ricordate, abbiamo accennato, facevano appunto gli impressionisti, anche ispirati dalla grafica giapponese, e che accentua anche questo senso di velocità, no? Come se fosse una sorta di rapidissimo fotogramma. E 1905 è già un preludio, no? Come a quegli effetti dinamici appunto che Boccioni avrebbe poi sviluppato nel pieno periodo futurista. Come vedete lo stava già trattando in ambito pittorico con questa dipinto su cartoncino, e che forse doveva essere appunto anch'essa una illustrazione da proporre, no? ad una rivista. Il tema ebbe successo appunto, e venne anche tradotto in una cartolina dell'Avanti della Domenica. Da testimonianze documentarie di Boccioni appunto sappiamo, ecco, abbiamo accennato prima, questo tipo di attività di artisti impegnati, ecco, nella pittura, e nell'ambito appunto della illustrazione o della cartellonistica, era visto appunto come come incarichi, appunto come ambito di incarichi di immediato riscontro economico. Questo però, ecco, non vuol dire che non venissero proposti, ecco, dei temi, delle opere, diciamo così, molto interessanti appunto sotto il profilo, diciamo, storico-artistico e critico. Qui invece siamo con un altro artista, Roldo Bonzagni, il 1° maggio, sempre un'illustrazione dall'Avanti della Domenica del 1912. È una personalità piuttosto articolata, complessa, era divisionista vicino a Boccioni, e fu uno dei firmatari anche del manifesto dei pittori futuristi del 1910, poi si avvicinò alla secessione viennese, a Klimt, a von Stuck. Per ragioni economiche si cominciò a dedicare alla decorazione, e quindi da Milano si spostò vicino Modena, insomma tornò a Milano, dove cominciò a essere attivo anche appunto come grafico, come vignettista, illustratore satirico. E questo, ecco, è un tema interessante perché, come dire, il tema, se vogliamo, è futurista, no? Con questo sfondo appunto di città, di ciminiere, di industrie, con questa figura che si erge su questa scala, però ecco, a innalzare appunto i simboli del socialismo, no? Con questa cascata anche appunto di garofani rossi, no? Il garofano rosso poi sarebbe stato ripreso, ad esempio, in tempi recenti, diciamo così, negli anni '80, no? Proprio
in quella fase storica appunto del Partito Socialista. Ecco, qui invece siamo con un affermato cartellonista Plinio Codognato che, addentrandosi ecco, negli anni 10, diciamo, realizza questo, potremmo dire, questo importante affisso per l'Avanti. Le misure sono molto consistenti, quindi è alto 2 metri. Quindi ecco che vedete la mitologia modernista del progresso e della tecnica si traduce nello stile del Codognato in una singolare contaminazione di soggetti classici e prodotti moderni. Impiega di frequente le figure mitologiche e quella del centauro è uno dei suoi cavalli di battaglia. Adesso scusate il paragone. Qui è interessante, adesso non so quanti di voi erano presenti nella conferenza appunto la settimana scorsa di Duranti e Baffoni, ma qui è interessante, hanno mostrato delle affiche futuriste col tema che pubblicizzavano lapis o penne, no? Quindi mostrati come vettori verso il cielo, diciamo così, no? Come dire, la cultura, l'educazione che aveva dovuto innalzare, diciamo così, le menti, no? E l'animo, diciamo così. E qui vedete appunto almeno una decina d'anni prima che appunto in ambito socialista però come dire, il suggerimento, no? Come dire, la trovata, ecco, come dire, per attrarre diciamo, l'occhio, l'attenzione, no? del pubblico è simile, quindi ecco qui il centauro che appunto scaglia la penna, diciamo così, acuta dei giornalisti di quella testata. Per quanto riguarda invece la produzione figurativa collegata al Partito Comunista d'Italia, fondato il 21 gennaio 1921, scaturito dalla scissione dell'ala sinistra del Partito Socialista Italiano, furono pochi in quella fase i materiali disponibili. Troppo pochi gli anni di attività e di confronto aperto con la società a causa della clandestinità a cui il regime fascista costrinse le diverse altre forze politiche. Occorre comunque interrogarsi su quali concetti dell'immagine, su quale prassi del suo uso i fondatori e gli aderenti del nuovo partito impostassero le figurazioni dei loro materiali di propaganda e o di accompagnamento dei testi. La verifica è certamente complessa, scarsi appunto i materiali, ma ricche le esperienze avute nel campo socialista, dirette o indirette che fossero state, da committenti o partecipanti alla committenza o fruitori. E nel primo caso occorrerebbe verificare i processi decisionali di richiesta dell'immagine all'artista. E l'artista era simpatizzante, militante oppure no? E di accoglimento della stessa. E sono poi temi, no, che in qualche modo abbiamo affrontato, diciamo, in questa ricerca appunto dedicata, ispirata diciamo dal centenario del Partito Comunista. Dai pochi materiali possiamo comunque desumere una varietà di temi e soluzioni formali che sembra andare in continuità con quanto si è potuto osservare in ambito socialista, ovvero una sostanziale apertura alle diverse correnti artistiche. E qui vedete la prima pagina dell'Ordine Nuovo del 1 gennaio 1921, è il primo numero dell'Ordine Nuovo come quotidiano comunista. Dopo il 21 gennaio, con la scissione di Livorno, il giornale assunse la dizione quotidiano del Partito Comunista e dal 16 ottobre dello stesso anno organo del Partito Comunista. Ma era stato fondato in precedenza, nel 1 maggio 1919, da Gramsci e altri intellettuali socialisti torinesi, Palmiro Togliatti, Angelo Tasca, Battista Santià e Umberto Terracini. Dal giugno di quell'anno divenne una testata militante al servizio dei comitati di fabbrica, quindi in posizioni già, come dire, di contrasto, di discussione con altre componenti del Partito Socialista.
Nel 1920, infatti, le posizioni dell'Ordine Nuovo furono appoggiate da Lenin e nello scontro interno al PSI il periodico si avvicinò all'ala guidata da Amadeo Bordiga, che intendeva costituire una sezione italiana della Internazionale Comunista. Accanto vedete questa che fu la prima tessera del Partito Comunista d'Italia, con la figura del proletario che spezza le catene e che torna nelle pagine successive dell'Ordine Nuovo, torna lo stesso disegno appunto pubblicato sul primo numero. Nella prima pagina invece c'è questa vignetta, è un disegno però appunto ripropone l'iconografia in qualche modo già nota, già consolidata nel campo socialista e non solo, con l'orizzonte, con il sole nascente, entro cui però è la iscrizione del Partito Comunista, salutato da due contadini o operai. Cosa accadeva sul fronte opposto? Questa è una tessera dei fasci italiani di combattimento del 1921. Alcuni anni dopo sarebbe diventato il Partito Nazionale Fascista. E qui, ecco, anche qui si attinge in maniera più diretta, diciamo così, dal loro punto di vista più coerente, no? In riferimento al concetto di patria, no? Alla iconografia ufficiale. Vedete che c'è la stella dell'Italia, l'aquila che afferra il fascio Vittorio. E questo tema dell'aquila, ad esempio, era già molto entrato nella consuetudine percettiva degli italiani, no? Perché presente spesso anche nella comunicazione commerciale, ma con anche sottintesi patriottici. Qui il riferimento, no, è all'aquila del Fernet Branca, questo è Netrikowitz, ma del 1889, quindi immaginate da quanti anni, no, questa grande aquila, no, quindi circondava e veniva osservata più o meno distrattamente, no, dagli italiani. Sia invece in quella ufficiale, come vedete appunto questo bellissimo manifesto di Duilio Cambellotti per l'Esposizione Internazionale di Roma del 1911, dove viene evocata, come dire, no? Da queste aquile su questa sorta di cippo oppure di piccolo altare, di podio, e questo basolato che si addentra nell'orizzonte, no? Quella che è la grandezza, diciamo, di Roma e della sua storia. Prima si è accennato alla provenienza dal Partito Socialista e alle esperienze estetiche maturate in quel contesto culturale, in particolare a Torino. Oltre a questo, un peso importante dovettero avere le esperienze personali in campo appunto questo del Partito Comunista. Gramsci ovviamente fu un punto di riferimento e di stimolo. La sua formazione come linguista diede una sorta di imprinting al suo pensiero. A questo si aggiunge anche il lavoro di critico teatrale per l'Avanti. L'approccio di questo intellettuale fu di grande apertura. Nel caso del futurismo l'interesse fu reciproco e politico. Da parte di Gramsci, che ovviamente non agiva da solo, a trarre nell'orbita operaia quegli intellettuali e artisti inquieti, antiborghesi. D'altra parte, il comunismo, in quanto ideologia, movimento rivoluzionario, appunto, il comunismo, in quanto ideologia rivoluzionaria, fu uno dei temi più discussi dai futuristi nel primo congresso nazionale futurista del 1924. Questo che vedete è un dettaglio di una pagina dell'Ordine Nuovo del 5 gennaio 1921. Gramsci, appunto, fu l'autore di questo articolo, che ho quadrato il titolo, Marinetti rivoluzionario. È un testo importante che prese spunto dalla definizione di intellettuale rivoluzionario che Lunacharsky, ovvero il commissario per l'istruzione dell'Unione Sovietica, in un discorso a Mosca ai delegati italiani per il secondo congresso dell'Internazionale Comunista, diede di Filippo Tommaso Marinetti. Quindi ci fu questo articolo di Gramsci, un po' giocato anche sul filo, diciamo, dell'ironia, no? Cioè dire,
a Mosca ci siamo sentiti, no? Abbiamo sentito con i nostri occhi in un italiano limpido e precisissimo appunto questo apprezzamento su Marinetti. Dovremo appunto cominciare a sentirci definire anche futuristi. Allora, è un articolo importante perché ci riconduce proprio anche al tema specifico, scusate, al nostro tema specifico, che è quello del cartellonismo, e cioè un motivo appunto per cui Gramsci mostrava grande interesse in quegli anni lì ai futuristi. Sappiamo che una mostra futurista con una visita guidata addirittura di Filippo Tommaso Marinetti era stata organizzata a beneficio appunto degli operai torinesi. Esistevano poi anche dei personaggi, degli artisti vicini al movimento socialista e comunista, appunto, che erano come dire, futuristi, quindi c'era sicuramente un motivo di forte interesse, in quanto appunto Gramsci riconosceva ai futuristi come dire, la loro attività per rivoluzionare, come dire, il mondo, no? Addirittura l'universo. Il manifesto del 1915, il manifesto futurista, è intitolato Ricostruzione futurista dell'universo. E tutto ciò comportava, come dire, una distruzione di gerarchie spirituali, di pregiudizi, di idoli, tradizioni irrigidite. Significava non aver paura delle novità e delle audace, non aver paura dei mostri, non credere che il mondo caschi se un operaio fa errori di grammatica, se una poesia zoppica. Quindi qui c'è un po' di ironia, perché sapete, i futuristi appunto ribaltarono anche lo stile, no? di scrittura appunto in letteratura, la sintassi, la grammatica. Quindi potrebbe esserci una sottile ironia in questo senso, ma ecco, non ci si dovrà neanche scandalizzare, e qui veniamo al punto che più ci interessa, se un quadro assomiglia a un cartellone. Nella sintetica descrizione della società rivoluzionaria dei futuristi, in cui le gerarchie, i pregiudizi, le tradizioni sono saltate, insieme appunto alle paure per le novità, le audaci, i mostri, allo scandalo per gli errori grammaticali di un proletario, per una poesia zoppicante, un quadro somigliante a un cartellone, la presa in giro di vecchi professori, Gramsci prese atto di quanto da loro realizzato politicamente. Si può notare forse un filo di ironia verso il paroliberismo, che scardinava la sintassi e la grammatica, se non deve fare scandalo dell'ore grammaticale, ma la considerazione per l'attività rivoluzionaria intrapresa è assoluta. L'accenno gramsciano proprio alla percezione paritaria di quadro e cartellone non deve sorprendere, perché dalla città, dagli ambienti frequentati per lavoro, doveva esservi una vicinanza sua, se non una connessione col mondo della pubblicità, della propaganda e della comunicazione politica. Abbiamo visto prima, no, quanto egli fosse stato attento, no, a quell'immagine appunto dell'Italia turrita, così influente, no, nelle abitudini visive degli italiani. Ben inteso, a prescindere dal gusto artistico di Gramsci, che forse optante per un assai crociano classicismo di fondo non era nemmeno propenso verso l'arte futurista, ma interessato ad essa certamente sì, almeno politicamente, questo suo cenno è rilevante, perché se i futuristi e altri prima di loro avevano già rilevato nelle réclame un tratto moderno della città, qui potrei citare le parole di Boccioni appunto sulle affiche gialle, rosse, verdi, le grandi lettere bianche, nere e blu, le insegne di sfacciate grottesche dei negozi, le balzate, le liquidazioni. Ecco, era ancora distante presso i futuristi la sistematicità conferita all'arte della pubblicità dai loro manifesti. L'acquisizione di una posizione paritaria tra quadro e manifesto pubblicitario è via più interessante perché buttata là da un intellettuale che, seppure poco incline a soffermarsi su questioni di critica d'arte,
aveva avuto la sua formazione nel campo linguistico, ove altrettanto scottanti erano le questioni tra forma e contenuto. Questo lo si deduce appunto soprattutto dai quaderni, dove Gramsci in qualche modo difende il professor Bartoli, che era stato il suo maestro, questo linguista appunto, che fece della linguistica una scienza storica, le cui radici sono da ricercare nello spazio e nel tempo e non nell'apparato vocale fisiologicamente inteso. Questo professore intendeva anche di ideare una storia della semantica, quindi vedete nel campo linguistico c'è questa congiunzione appunto tra forma e contenuto, non si dà priorità alla forma a discapito del contenuto, ma entrambi gli aspetti, ecco, sono fusi fra loro. E difatti poi nei quaderni ha potuto affermare che, posto il principio che nell'opera d'arte sia solamente da ricercare il carattere artistico, non è per nulla esclusa la ricerca di quale massa di sentimenti, ovvero di contenuti, no? Di quale atteggiamento verso la vita circoli nell'opera d'arte stessa, cioè non solo forma. Ciò che si esclude è che un'opera sia bella per il suo contenuto morale politico e non già per la forma in cui il contenuto si è fuso e immedesimato. Ecco, tutto questo sembra, come dire, semplice, lineare, banale, ma assolutamente non lo era, perché, come dire, a livello critico, no? Ma poi anche decisionale, quindi, nel campo della politica culturale, ecco, tutto ciò comportava una secondarietà, diciamo, di quello che abbiamo detto all'inizio, no? Delle cosiddette arti minori, no? Della cartellonistica. Invece vediamo appunto quanto fosse in ambienti diversi, in qualche modo comunicanti fra loro, invece questa rivalutazione, no? Di tutta la sfera, come dire, della creatività, ma sotto il denominatore comune di una unione tra forma e contenuto. Forma che non sono appunto scissi. Gli stessi futuristi, in particolare Fortunato De Pero, avrebbero in quegli stessi anni, inizio anni 30, quando Gramsci era già in carcere, ribadito tale fusione. E sentite cosa scrive De Pero. L'arte dell'avvenire sarà potentemente pubblicitaria. Tale audace insegnamento ed inoppugnabile constatazione l'ho avuta dai musei, dalle grandi opere del passato. Tutta l'arte dei secoli scorsi è improntata a scopo pubblicitario, esaltazione del guerresco, del religioso, documentazione di fatti, cerimonie e personaggi nelle loro vittorie, nei loro simboli, nei loro gradi di comando e splendore. Anche i loro prodotti eccelsi erano in simultanea glorificazione. Le architetture, le regge, i troni, drappi, alabarde, stendardi, stemmi ed armi di ogni foggia. Non c'è opera antica se non inghirlandata di trofei pubblicitari, di loro arnesi di guerra e vittoria, timbrati da sigle e simboli originali di potenti casati con una libertà autoincensoria ultra-reclamistica. Allora, queste cose, come dire, in quel periodo sarebbe stato impensabile appunto trovarle, diciamo così, nella storia dell'arte. Le andava, come dire, promuovendo uno studioso di Amburgo, che poi dovette fuggire, diciamo, con l'avvento del nazismo, a Warburg, a Londra, per trovare appunto, ecco, come dire, un approccio, diciamo così, con l'opera d'arte, col prodotto artistico di questo tipo. E dobbiamo arrivare in campo, diciamo, italiano, no? Al 1962, no? Un storico dell'arte come Eugenio Battisti scrisse appunto che stile e storia delle idee dovrebbero venire immediatamente conciliate queste due posizioni, giacché non c'è mai vero artista che nello svolgere un tema non sia preoccupato di esso.
né è esistito un grande tema morale, religioso, magico che non abbia creato attorno a sé una produzione figurativa ad altissimo livello. Cioè, forma e contenuto hanno da stare, come dire, uniti insieme, e insieme vanno studiati, percepiti, compresi. Vedete quindi le tangenze in ambiti diversi, da posizioni diverse, da discipline diverse, nell'ambito però più ampio umanistico, appunto, come si possano porre questi collegamenti. Ora, è sorprendente per certi aspetti come tutto ciò avvenisse, come dire, in una fase, come dire, della vita sociale e politica travagliatissima, come dire, pericolosissima, diciamo così, per la minaccia della violenza fascista. E poi per la specifica situazione di Gramsci nelle riflessioni e nella scrittura avvenute durante la detenzione. Perché appunto questo articoli, diciamo, di questa densità, di questa portata, appunto, sono del 21. Questo, ecco, era un'immagine futurista di Carlo Carrà. E, ecco, qui siamo ancora, vedete, questa è una testa del Partito Comunista del 22, quindi dove qui a mo' di zattera viene usato appunto il Capitale di Marx, dove questa figura di naufrago torna, no? Il tema del naufragio, no? E quel faro, come dire, nel buio della notte. Il periodo era appunto terribile, e questa illustrazione dell'Avanti del 4 agosto 22, numero unico dell'Avanti, Pro Avanti, con questo personaggio, no? Che, come dire, se lo trovassimo in altro contesto, no? Così marziale, così fermo, no? Torna, no? Questa potenza fisica, questa idea di forza, e ecco, è questa forza che resiste tra queste fiamme, no? Ancora Art Nouveau, ancora Liberty, ma il tema è drammatico. Questo era un numero unico di solidarietà dopo che la sede milanese dell'Avanti appunto fu incendiata dalle squadre fasciste. Osservate quanto è interessante, a proposito anche appunto di apertura, diciamo così, a quello che abbiamo detto, no? Per l'ambito socialista, e anche torna, diciamo così, no? C'è una sorta di continuità nonostante la scissione. La soluzione formale appunto di questo disegno, che è quello della tessera della comunista del 1923, perché è un po' una parentesi, diciamo anche piuttosto sperimentale, perché intanto vedete il lettering, no? Come entri a far parte proprio della immagine stessa, no? Con queste spaziature, no? Comunque colmate, no? Da questi punti, con questo ribaltamento prospettico, no? Di questo piano scuro, a sua volta però vedete segmentato, no? Da questo segno, da questa sorta di zigzag che vedete. E poi queste ciminiere, no? Il cui fumo, no? Disegna, no? Una sorta di arabesco, una sorta di cornice con questo disegno ancora vagamente Liberty, no? E poi ecco questa bicromia con la falce e il martello rossi, no? Ecco, c'è una forte componente, come dire, astratta, molto interessante. E qui ecco, anche vagamente, insomma, ricollegabile, no? a forme, ecco, anche futuriste. E poi invece nel 24 ecco che si torna, no? Torna il nudo accademico, il nudo michelangiolesco, no? O ispirato, ecco, come dire, a queste forme accademiche, no? E in questa che è appunto il disegno per la tessera del 1924, e ritorna ovviamente il tema della catena spezzata. Ma ecco,
1924, elezioni del 24, questo è il manifesto di Piero Todeschini, e furono le elezioni che in qualche modo segnarono, diciamo così, la fine definitiva appunto della democrazia in Italia. Todeschini con queste forme un po' divisioniste sullo sfondo, la camicia nera, diciamo, sicura appunto di poter, come dire, controllare, diciamo, no, questa massa, come dire, di voti appunto per Mussolini. Gli esiti appunto sono noti, diciamo, sono ben noti. Ecco, qui con la legge appunto speciale del 1926 appunto dava a disposizione ai prefetti di sciogliere tutti i partiti, le associazioni e le organizzazioni che esplicavano azione contraria al regime, no? Nell'articolo 1, no? Se vedete nel secondo periodo è indicato appunto, come dire, è punito con la morte appunto chiunque, no, avrebbe commesso, no, come dire, atti, diciamo così, anche contro il capo del governo. Cominciava, come dire, la lunga nottata, ma di cui poi le altre puntate invece e le altre iconografie, le altre immagini le abbiamo viste negli incontri precedenti. Grazie. Grazie a Daniele per questo appassionante, interessantissimo approfondimento che credo ci consegni molte questioni aperte. Nell'economia del nostro percorso veniamo confermati rispetto alla necessità, ecco, di guardare sempre di più alla capacità della politica di intercettare la forza estetica appunto dell'idea e dunque veniamo incoraggiati a guardare questi manifesti sempre di più come dei fenomeni complessi. Mi colpiva moltissimo questa, diciamo, polarità tematica che sviluppa l'Avanti tra la rottura delle catene e il naufragio, che costruisce anche una poetica molto forte, no, dal punto di vista emotivo, con la rottura delle catene che è un'iconografia di matrice biblica, perché poi rinvia al Salmo 115, aveva conosciuto una lunghissima tradizione iconologica legata al tema del captivus in età moderna. Ed è interessantissimo che per esempio i comunisti nella loro tessera rovescino l'idea della rottura delle catene, non è più la catena del soggetto, ma è il mondo incatenato e il proletario è un operatore di liberazione internazionale, no? Quindi c'è anche, giocano giustamente, ecco, con le loro proletari. Sarà autore su cui dovremo di nuovo ritornare, perché questa sua sintesi lucida, per cui la capacità di consegnarci un'immagine politica che recepisce simboli lontani, che recepisce ricerche estetiche presenti e un'idea politica attuale, insomma, è una consorte. Non so se qualcuno di voi abbia voglia di intervenire anche su questioni più spicciole, su immagini che possono essere state di suggestione. Insomma, ci tenevo se non altro, a dare una prima chiusa al nostro percorso focalizzando questo aspetto, perché quando abbiamo aperto, abbiamo aperto sì nel segno, no, del centenario del Partito Comunista, ma la questione nostra è proprio quella di consegnare anche a un pubblico ampio la complessità di questi documenti e quindi rendere ragione anche di studi e ricerche che qui hanno conosciuto una prima tappa, ma naturalmente invocano nuove tappe e nuovi approfondimenti. Lascerei a voi la parola se c'è qualcuno che ha
Aspetti che Prego. Grazie per tutto questo percorso fatto. Certo che se io devo pensare al presente, c'è una regressione spaventosa, nel senso che mentre qui comunque c'erano dei ragionamenti e dei richiami profondi, mi pare che adesso siamo all'analfabetismo comunicativo, sia anche perché io capisco l'obiettivo vostro, però credo che sia anche corretto cercare di riferirsi al presente. E quindi sarà la storia che ormai i partiti non esistono più, il tormento che emerge da questi manifesti è sparito, perché siamo proprio a livello binario sì-no, detta Giorgia, no, per capirsi. Il che significa che probabilmente dobbiamo fare molta strada per rinobilitare la politica e l'arte di governo in un mondo molto più complesso di allora. Perché allora, per carità, sarà stato complesso, ma i rischi che abbiamo adesso di confronto, di scontro, di irrilevanza del singolo rispetto a un contesto che non riusciamo a dominare è importante. Grazie. Grazie. Daniele? Ma guardi, noi cerchiamo di fare semplicemente il nostro, come dire. Il nostro è quello di, come dire, di studiare, di approfondire la conoscenza del patrimonio che siamo chiamati a tutelare, a valorizzare e poi appunto ecco, a divulgarne, come dire, la conoscenza, comprese appunto le acquisizioni nuove che vengono dalla ricerca. Ecco. E io quello che appunto sarà un tema che adesso poi dovrà, diciamo, sedimentare, adesso perché la tappa appunto successiva dovrà essere questo volume, no? Diciamo così, che siamo chiamati appunto a realizzare. Ecco, a me piacerebbe ad esempio far emergere proprio questa convergenza, diciamo così, sul rapporto forma-contenuto, no? Che sorge, no? Scaturisce, continua, come dire, a venire fuori, no? In ambienti diversi, sia proprio anche quelli operativi, diciamo, artistici, no? Perché insomma De Pero era un addetto, come dire, ai lavori, no? Era immerso, diciamo così, nella sua arte, però, come dire, scrive quelle cose che prima vi ho citato, no? E poi, ecco, in altri ambiti disciplinari, vedere appunto che Gramsci anche con altri termini, no? Con altre modalità, però giunge, come dire, alle stesse conclusioni, no? Partendo anche poi da una interpretazione sua, diciamo, dell'idealismo di Croce, no? Che però non gli impediva, ecco, di andare a vedere come la necessità, diciamo così, no? Di congiungere, no? la forma, no? Però con altre significanze, con altre implicazioni, no? E inserire, come dire, l'oggetto che fosse linguistico o che fosse cioè per noi è, come dire, artistico, diciamo, no? In un contesto appunto più ampio, da tutti i punti di vista. Questo, ma sapete perché ve lo dico? Perché comunque sia, anche tutt'oggi c'è la tendenza a tralasciare questi aspetti, che vengono considerati come aspetti che nulla hanno a che fare con l'opera d'arte. A nostro avviso, invece, tutto ha a che fare con l'opera d'arte.
E questo anche, come dire, collegato, diciamo così, a quel linguaggio, come dire, no? Che si è generalmente, no? E diffusamente impoverito, no? Quindi questo lo vediamo, ecco, ma basta anche appunto osservare, no? A livello, diciamo, televisivo, no? Ogni tanto si ripescano, no? Insomma, anche proprio il linguaggio, no? Più limpido, diciamo così, che qualunque, no, personaggio, diciamo, della politica, no, aveva, no, non so, le tribù politiche di qualche decennio fa. C'è ovviamente un italiano, no, molto, molto pulito, no, molto limpido, no, che oggi non ritroviamo più, perché tutto quanto come dire, si è un po' velocizzato. Però questo noi dobbiamo fare il nostro comunque. Non so se volevi aggiungere. No, posso solo dire che facendo il nostro speriamo di offrire, diciamo, chiavi di complessità che possano eventualmente sollecitare, no? Interessare nuove stagioni di comunicazione più articolata. Ecco, questo è un auspicio. Non so se c'è qualcun altro. Prego, signora. Se vuole, perché così così riusciamo ad avere. Questi manifesti mi hanno sempre rapito, cioè nel senso che mi hanno coinvolto da subito e mi fanno entrare proprio dentro al manifesto, nel senso che mi fanno partecipare a quello che vuole esprimere, che vuole essere recepito, che sia recepito da chi lo guarda. E mi ha sempre entusiasmato, che poi volevo anche chiedere che se questo tipo di forma di manifesti fino a quando ha continuato e se c'è la possibilità che si riproponga e che venga alla luce. Beh, allora, se come dire, allora, come dire, la reazione che lei ha avuto, l'attrazione, diciamo così, beh, è proprio quello che andavano cercando questi artisti, diciamo così, no? L'ha trovata, no? Come dire, l'impatto, no? Allora, questo poteva essere considerato un aspetto del mestiere, e quindi in senso riduttivo di questo tipo di arte. Ci sono appunto linee di pensiero, no, che considerano così. A nostro avviso invece, ecco, va considerata appunto come anche questo un aspetto, diciamo così, di questa forma d'arte. E allora se ne producono non come, certo, non come fino a qualche decennio fa, anche possiamo dire, ma questo, guardate, ce ne siamo accorti ad esempio lavorando con Renato Casaro, questo illustratore del cinema molto, molto importante, trevigiano, con cui stiamo ancora collaborando. E in campo cinematografico è avvenuta un qualcosa del genere. Cioè, Renato Casaro a un certo punto ci ha raccontato, lo ha scritto anche, che nel corso degli anni 90 la cartellonistica cinematografica è stata via via soppiantata dalla riproduzione fotografica. Quindi il disegno, la componente disegnativa, grafica, pittorica è andata via via scemando. Per cui ad esempio delle vere e proprie icone, no, che noi conosciamo, insomma, nel western, insomma, lo chiamavano Trinità, ecco, no? Icone di quel tipo. E oggi è sicuramente più complicato trovarne, oppure vengono considerate, come dire, delle icone, diciamo, storiche, no? Quindi ecco che ad esempio Quentin Tarantino chiede a Casaro, no, di realizzargli dei manifesti, no, di finti film, no,
per il suo film C'era una volta a Hollywood. Sto per dire, no? Ecco, come dire, a sancire, diciamo così, in qualche modo l'onore, il rispetto, l'ammirazione per quell'arte, no? Che però, come dire, nel momento in cui deriva da una richiesta, ecco, è in qualche modo finita, diciamo così. Sono sopraggiunte altre forme di grafica, no? Nel digitale, insomma, no? C'è stata, cioè non è sparito il mestiere, però ecco, si deve adattare, no? ad altri canali, ad altri strumenti di comunicazione. Come i cartoni animati, cioè buonissimi. Appunto. Cioè la stessa. Bene, io credo che possiamo congedarci. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione a questo ciclo. Altri appuntamenti. Rinvierei agli appuntamenti del Museo Salce a questo punto, perché il ciclo finisce, ma la vita continua in maniera molto anche intensa. Quindi, e comunque poi vi aggiorneremo sulle prossime tappe. Gli appuntamenti Salce, volendo, io vi posso solo ricordare, cioè anticipare che il 18 ci sarà, che martedì ci sarà alle 18 un incontro su Racconti con gli occhiali, la lettura di tre brani, diciamo così, di 3 opere narrative che vengono raccontate, commentate, lette con tutti gli argomenti, no, non importa, sono romanzi e racconti che hanno come riferimento l'occhiale visto in 1000 modi diversi, cioè il suo significato, come questo viene visto, chiaramente collegato alla mostra. Questo per adesso il prossimo appuntamento e gli altri li vedremo. Grazie. Cosa? C'è la valorizzazione, altrimenti non si fa niente. Quindi buon voto. Grazie. mi sembra giusto.